tardo pomeriggio l'auto sul fondo del lago delle Bandie, all'interno il corpo di una persona, usate nuove strumentazioni per le ricerche, forse si tratta della donna veneziana scomparsa. Vede i ladri fare da palo, li caccia e li insegue. La villa della famiglia Zava presa di mira, entrati usando la scala della rimessa. Parla la figlia Caterina, ma non mi fanno paura. A Loria, ladri nel capannone dell'azienda, imprenditore diffonde le immagini delle telecamere e mette una taglia sul capobanda. Facebook oscura il post perché incita alla violenza. Zone rosse e sicurezza, parla il coordinatore del SAP, sempre meno uomini in polizia nel 2025, in arrivo altri 30 pensionamenti, le forze non bastano. Dopo Roncade, vandali imbrattano anche le centraline di Maserata e Volpago, tappa del progetto dell'artista Manuel Giacometti, l'amore è la chiave. Politica, sul terzo mandato parla il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dice la Lega non può essere liquidata con un ciao e arrivederci e mette sul tavolo il caso Piemonte. Messa a Vittorio Veneto per il saluto a Monsignor Corrado Pizziolo, in partenza per il Brasile come missionario, l'intera comunità abbraccia il vescovo dopo 17 anni alla diocesi di Vittorio Veneto. La ripresa nel secondo tempo con il gol in rigore, la rete a 10 minuti dal fischio finale, Treviso batte la Luparense per 2-1 e consolida il primato in classifica. Ben ritrovati, il telegiornale di Treviso, buonasera. Si parte dall'ultima notizia in ordine di tempo, è arrivata infatti nel tardo pomeriggio dopo 3 giorni di ricerche. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato l'auto sul fondo del lago delle Bandie, a Lovadina di Spresiano, con un corpo all'interno. Non è escluso che possa trattarsi della donna veneziana 61enne che si sarebbe immersa giovedì in tarda serata con la sua Fiat 500 nelle fredde acque del lago. Condizionale d'obbligo perché per il momento la persona dentro l'auto non è ancora stata identificata. Nelle prossime ore si deciderà come operare, ovvero se recuperare il veicolo con il corpo all'interno o se recuperare soltanto il cadavere e successivamente l'auto. Per l'intera giornata i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi utilizzando sofisticate attrezzature. A far scattare l'allarme venerdì mattina al ritrovamento a ridosso della scarpata dell'invaso dei documenti e delle coperte. Un paletto abbattuto, tracce di pneumatici sul fogliame, il nome indicato sulle carte rinvenute rimanda alla 61enne che è risultata fin da subito irreperibile. E siamo a Godega di Sant'Urbana con l'ennesimo episodio di cronaca nella Marca. I ladri sono entrati nella villa degli imprenditori della ristorazione Zava, mentre i proprietari, padre e figlia, erano all'interno. Una via Molinara presa di mira praticamente ogni anno, ci raccontano. Prima di entrare nella villa i ladri hanno tentato un altro colpo. Io pensavo non che erano in casa, ma che stessero guardando come fare per poter entrare in casa. E invece i ladri erano già dentro casa sua, al piano di sopra, che avevano raggiunto usando una scala presa dalla rimessa. I 2 uomini a cui la donna aveva intimato di andarsene erano i pali. Ho preso e ho urlato dalla finestra e visto questi che sono scappati verso Godega. Quindi io istintivamente ho chiamato il mio vicino di casa che chiamasse i carabinieri e io gli ho corso dietro in macchina, ma logicamente loro erano già spariti. Entrati dall'unica finestra con gli scuri aperti, il vetro spaccato, mentre i cani continuavano ad abbaiare. Sono le 18:30, alle 21 Caterina vede i vetri per terra quando sale al primo piano, armadi aperti e capisce. I ladri hanno portato via degli ori. Caterina Zava era con il papà in casa, noto imprenditore della ristorazione. 4 anni fa la perdita della madre e moglie dell'uomo. Nelle parole della donna l'esasperazione, ma anche la grande forza di guardare oltre. Eravamo tutti e 2 in casa, sì. La sensazione è che non me ne fotte niente di cosa possono fare alla mia casa. È la salute, il stare bene, non ci hanno fatto del male. Sentiamo tantissime cose in giro che derubano, violentano, ammazzano per 2 ori. Possono portarmi via tutto. Villa Zava è solo l'ultimo obiettivo in ordine di tempo. In via Molinari a Godega ci sono ville prese di mira anche 5 volte. I ladri sono entrati da qui, scavalcando il cancello e oltrepassando il filo spinato. L'importante è che non ci facciano del male. Io dico, cerchiamo di stare attenti alle persone che stanno entrando, alle persone che vengono anche a lavorare nei nostri campi, perché fatalità si nascondono nei campi. Poco prima la stessa banda avrebbe cercato di entrare in un'abitazione sulla Pontebana accanto al negozio di frutta e verdura. Colpi sono stati denunciati anche a San Fiore, nella frazione di Castello Ruganzuolo, poco distante. Non ho mai avuto paura, mai.
e non ho paura adesso perché loro non me ne faranno. La paura è altro. Davanti alla morte di una madre 4 anni fa, i soldi non valgono nulla, sono pari a zero. Scopre i ladri e pubblica le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiedere una taglia. Siamo nel comune di Loria, ma Facebook oscura il post perché dice incentiva alla violenza. Ringrazio questi signori per il furto con scasso nel mio capannone in zona industriale. Offro 500 euro per nome e cognome del capobanda che ho immortalato. È un imprenditore del settore della carpenteria metallica con sede a Loria a lanciare questo messaggio sui social network, dopo che le telecamere di videosorveglianza dell'azienda hanno immortalato i ladri che impunemente scavalcano la recinzione e si introducono all'interno del capannone. Uno di loro ha il volto scoperto, una denuncia che ha scatenato l'indignazione sui social in un territorio come quello della Pedemontana senza pace. 186 condivisioni in poche ore dalla pubblicazione del post. Un utente addirittura commenta: sono gli stessi che sono venuti anche nel mio capannone. I filmati sono stati consegnati ai carabinieri di Riese Pio X nella speranza che i militari riescano a chiudere il cerchio sulla banda. I ladri hanno agito in pieno giorno portando via utensili da lavoro per un valore di circa 150 euro e danneggiando una porta, danno stimato per altri 300 euro. Ironia della sorte, la vittima del furto si è vista rimuovere il post da Facebook in quanto contenente un linguaggio incitante alla violenza e informazioni lesive della privacy. Risse, aggressioni, furti e rapine, manca la sicurezza ma anche manca l'organico per poterla garantire. Parla Casa Grande del SAP, dice ci serve personale da mettere in strada. I numeri parlano chiaro, manca personale fra le forze dell'ordine, servono più auto sulle strade, la percezione della sicurezza fra i cittadini è diminuita. Furti, risse, aggressioni e rapine stanno mettendo a dura prova la popolazione, esasperata soprattutto dalle continue incursioni nelle case. La denuncia del SAP, mancano i numeri, c'è bisogno di più uomini sulle strade. A oggi un poliziotto, per la carenza di personale che abbiamo, perché le risorse dello Stato sono quelle che sono, le assunzioni, ripeto, le facciamo, ogni 6 mesi c'è un corso, ex militari che fanno 3 anni di servizio, poi entrano in polizia, fanno un corso di 6 mesi, 4 li faranno a destinazione per essere poi assunti, e quindi facciamo, però i numeri mancano. Oggi un poliziotto fa 3 cose contemporaneamente. Una trentina di persone andranno in pensione alla fine di quest'anno. Solo questo mese 2 poliziotti hanno lasciato il corpo per raggiunto limite di età, una carenza dell'organico che si fa sempre più sentire. Il commissario di Cornegliano, che è nato per ampliare, parlo per la polizia, ma comunque le forze dell'ordine sono ovunque, come i carabinieri hanno le loro postazioni, riduce il personale e garantire sempre una volante sul territorio diventa impegnativo. Un incremento di personale a dicembre c'è stato, ma non basta. Fatto, spiega Paolo Casagrande, segretario provinciale del SAP. In 15 anni abbiamo perso 50 persone, abbiamo perso 5 volanti sul territorio, 15 anni saranno tanti, 15 anni fa forse si stava meglio, c'era meno insicurezza forse, adesso ce n'è di più, sono nate le problematiche degli adolescenti, i furti non sono calati, calano poco forse, però la gente deve venire a segnalarceli, le attività noi le facciamo, le indagini hanno i loro tempi. Una situazione che riguarda tutte le forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato alla locale, ai Carabinieri, fino ai Vigili del Fuoco. Ovvio che chi tutela la legge è l'amministrazione pubblica, lo Stato. Lo Stato deve fare quel step in più per dire in tutta Italia io devo mandare a ogni provincia 100-200 persone in più. Devo assumere 10-20.000 persone. A Treviso ci sono quadranti della città che vanno monitorati maggiormente rispetto ad altri. Se poi verranno decise le zone rosse, servirà potenziare l'organico delle forze dell'ordine. Diversamente sarà difficile attuare un piano come questo. La cronaca ci porta a San Bonifacio, siamo in provincia di Verona, dove nella notte in via Villanova, nei pressi di un distributore di benzina, in base a quanto riferito dai soccorritori del 118, una persona sarebbe morta perché investita. Un pedone è stato colpito a morte da un'automobile. Un uomo di origine straniera è morto sul colpo, il conducente dell'auto si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Il grave fatto, stando alle prime informazioni disponibili, si sarebbe verificato intorno alle 23:30. Ha richiesto l'intervento di 2 mezzi di soccorso, un'ambulanza infermierizzata ed un'auto medica. Nonostante i tentativi di soccorrere
l'uomo da parte del personale sanitario. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare, non sono state rese note le sue generalità. La cronaca ci riporta nella Marca con gli incendi divampati negli spogliatoi dell'azienda Keter. Ad Ormelli i vigili del fuoco hanno salvato l'area produttiva dalle fiamme, non solo, una serie di roghi hanno devastato anche delle auto e siamo a Castello di Godego. All'alba i vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio scoppiato in via Talercio a Roncadelli di Ormelli. In fiamme lo spogliatoio della sede di Keter Italia, azienda di lavorazione di materie plastiche. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivati da Motta di Livenza e Conegliano con 10 operatori e sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento dell'area produttiva. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. È stato inibito solo l'uso del locale interessato al rogo. Sul posto anche i carabinieri. Nella serata di sabato in fiamme 2 macchine. A Musano di Trevignano l'incendio ha interessato un'auto parcheggiata, una Porsche Cayenne completamente avvolta dal fuoco. A Castello di Godego una squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme che hanno distrutto un'altra macchina. Il rogo ha rischiato di estendersi ad una piccola area boschiva. Fortunatamente, grazie ai vigili del fuoco, il rischio è stato scongiurato. Le cause degli incendi sono al vaglio dei tecnici e dei carabinieri. I vandali sono tornati a deturpare le centraline con i murales di Manuel Giacometti e il suo progetto Love is Key per diffondere un messaggio di bellezza e di fratellanza. Scritte sono apparse sia a Macerata che a Volpago. Lo abbiamo intervistato. Arrivare a deturpare un'opera che è stata fatta pro bono, quindi beneficenza, per portare il bello, tra l'altro nel mio paese nativo, e trovarla dopo qualche mese deturpata è triste, non ci sono tante parole. 2 bambini da un lato, i volti sorridenti, il cuore nelle mani e quel messaggio d'amore che Manuel Giacometti, noto street artist, sta portando in giro per il Veneto e per l'Italia da tempo. Dall'altro lato, scritte e scarabocchi e una centralina vandalizzata. La terza in ordine di tempo dopo quella di Roncade, dove Manuel aveva realizzato il disegno di una bambina, e quella di Volpago, sulla cabina proprio fuori dal casello della superstrada pedemontana veneta. Un danno non solo ad un manufatto, ma anche ad un messaggio di pace e amore e al lavoro di chi ha investito tempo e risorse. C'è sicuramente della rabbia dentro una persona che arriva a fare queste gesta. La cosa che mi lascia perplesso è che con tutti i muri inutili che abbiamo in giro per il comune, per la provincia, vedi zone industriali completamente abbandonate, devono andare a deturpare un muro che comunque ci sono state delle persone che hanno speso tempo, denaro, fatica. Riparare al danno non sarà poi così immediato, la centralina è di proprietà di distribuzione, dunque il muro è privato, serviranno autorizzazioni, tempo, denaro per i materiali. Manuel è già in contatto con entrambi i comuni, Macerata e Volpago. Love is key, l'amore è la chiave, il messaggio che il murale sveicola. Nel tempo è stato capace di creare una traccia, in tanti hanno aderito al progetto, mandando foto di se stessi con in mano lo stesso cuore, famiglie come tante, perché il messaggio d'amore sia più forte di un gesto come questo. E poi c'è il nuovo codice della strada. Nel mondo della movida gli effetti ancora non si sono percepiti, ma denuncia Giannino Venerandi, imprenditore noto dello spettacolo nella Marca trevigiana. I ragazzi escono e bevono nel parcheggio. Sentite la sua denuncia. Fanno scorte nelle macchine e soprattutto i più giovani, chiaramente, perché è più una moda questa, che poi vanno a consumare spesso nei pressi dei nostri locali, perché da noi comunque acquistare una bibita costa. Gli alcolici li portano direttamente loro per berli un po' prima di entrare in discoteca, un po' una volta usciti. Un fenomeno divenuto talmente diffuso da convincere la famiglia Venerandi a spostare un agente della sicurezza direttamente in parcheggio. Personale di sicurezza che verifica che i ragazzi non facciano questo uso. Insomma, chiaramente è difficile perché gli spazi all'esterno dei nostri parcheggi sono pubblici e non possiamo più di tanto intervenire. Comunque assieme alle forze dell'ordine abbiamo un ultimo controllo che facciamo chiamando anche l'intervento quando è necessario. Gli effetti del nuovo codice della strada per ora non si vedono nelle discoteche e nelle sale da ballo, orfane, come afferma l'imprenditore della movida della Marca, del divertimento della domenica pomeriggio. Un appuntamento fino ad una decina di anni fa immancabile,
oggi soppiantato da altre forme di divertimento, dalle sfide in piazza tra centinaia di giovani chiamati a raccolta dai social network alle feste abusive dove ogni limite è facilmente aggirato. Hanno magari altri interessi, altre mode da seguire. Da noi vengono magari in certe occasioni, che può essere un evento per i giovani, giovanissimi, la studentesca o cose del genere, ma la domenica pomeriggio di un tempo purtroppo, ahimè, è sparita. Un altro fronte che sta mettendo a dura prova locali e discoteche è l'avvento della trap, musica che ha spopolato sui social, accessibile proprio dal web ai più giovani. Chiaramente noi siamo un po' succubi anche delle richieste dei ragazzi che vogliono quelli, non vogliono nessun altro, quindi siamo costretti a fare anche forzatamente delle volte degli eventi con questi nomi. Io ne ho fatto uno di recente con Tony F. Precursori delle campagne shock sulla sicurezza stradale del bere consapevole. La prima auto incidentata parve fuori dall'Odissea. Era il 2019 a benedire l'iniziativa il governatore del Veneto Luca Zaia, che proprio in quel luogo aveva lavorato come PR. È un problema sociale che non possiamo debellare noi, però noi facciamo la nostra parte. E siamo alla politica e rompe la voce del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulla partita del terzo mandato. La Lega non può essere liquidata con un ciao arrivederci, chiarisce da Trieste e mette sul tavolo della coalizione il caso Piemonte. Mi auguro che si possa trovare una sintesi, perché c'è stata una proposta di un partito di maggioranza che è la Lega, che gli altri che non si possono liquidare, non siamo d'accordo, arrivederci, grazie. Bisogna discuterne, perché altrimenti su ogni tema potrebbe essere così. L'abbraccio in diretta dalla regina delle Dolomiti tra l'europarlamentare Elena Donazzana e il sindaco di Treviso Mario Conte, due nomi tra i più quotati in lizza per le regionali, alleati ed avversari. In contemporanea, a poche centinaia di chilometri di distanza da Trieste, è Massimiliano Fedriga, il governatore, a parlare di terzo mandato. La Lega non può essere liquidata con un ciao e arrivederci, chiarisce, e con la pacatezza che gli appartiene da sempre mette sul tavolo della coalizione la questione piemontese. Su ogni tema dove non c'è unanimità sarebbe un blocco, così penso che non si possa ragionare in maggioranza, oltretutto considerando il fatto che alcuni partiti che oggi si esprimono contro il terzo mandato un anno e 2 mesi fa hanno fatto votare a tutte le forze di centrodestra il terzo mandato per un loro governatore. Sto parlando prettamente del Piemonte. È un po' particolare, no? Che oggi si dica è una vergogna la concentrazione di potere, basta 2 mandati, e poi un governatore di quella stessa forza politica vota il terzo mandato allegramente con tutte le forze politiche di centrodestra che lo votano. Il limite serve, aveva detto Forza Italia non meno di 2 giorni fa, parlando di terzo mandato, aprendo l'ennesimo fronte. Tra alleati serve coerenza, suggerisce Fedriga. Dietro alla guerra sul terzo mandato, persa a Venezia, in ballo a Trieste, si gioca la partita dei rapporti di forza tra i 2 partner di coalizione. Perché se per Fratelli d'Italia è comprensibile che un partito, avvicinandosi le elezioni, avanzi delle richieste, è altrettanto chiaro che la Lega porti in dote anni di buon governo. La capacità di un amministratore del territorio che viene votato dai cittadini e viene scelto dai cittadini, io penso che non possa essere fermata a prescindere da una norma. Deve essere fermato nel caso dei cittadini, non un libero voto, perché evidentemente non considerano corretto il suo modo di governare. C'è la sanità ora in primo piano. Farmaci, sta per scadere il tempo limite della deroga concessa dall'Unione Europea per l'adeguamento dei sistemi di tracciabilità dei medicinali. Il timore è quello di non poter più acquistarli perché l'Italia non ha ancora dato indicazioni certe sulle modifiche da fare. Le rassicurazioni arrivano da Farmacie Unite. Dopo l'incontro con AIFA sarà un periodo di transizione più soft. Cambieranno le confezioni dei farmaci. A sancire il passaggio una normativa europea che chiede all'Italia e a tutti i paesi dell'Unione l'adeguamento uniforme dei sistemi di tracciabilità per limitare al massimo le contraffazioni dei farmaci. Sistema in vigore nella maggior parte dei paesi UE già dal 2019. All'Italia e alla Grecia, avendo appena adottato un nuovo sistema nazionale, è stata concessa la proroga di 6 anni che terminerà i primi di febbraio. Data limite il 9. Dal bel paese però ancora nessuna comunicazione sulle modalità di adeguamento, condizione che sta facendo preoccupare aziende e cittadini. Le aziende di produzione si sono trovate prese un po' in contropiede perché la scadenza della norma è a fine gennaio, come diceva giustamente lei, quindi da febbraio dovrebbe entrare a regime o comunque un periodo transitorio. Sono previste anche delle multe per ovviamente chi non si attiene. Il problema è che fino a questo momento non c'erano delle indicazioni precise a livello nazionale. Al centro del dibattito il bollino farmaceutico, ovvero i codici presenti nella
nelle confezioni dei medicinali e che verranno cambiati. Un codice di targatura, quindi nome, cognome e indirizzo del farmaco, che permetta di tracciarlo proprio in tutta la filiera dal produttore al consumatore finale. Questo ovviamente evita le contraffazioni e per questo ci servirà a porre sulla confezione un bollino ulteriore, tipo un QR code o comunque un codice che verrà letto e scansionato dai nostri lettori ottici al banco e che chiuderà quindi la vita di questo farmaco. Questo farà sì che avremo delle confezioni leggermente diverse dal punto di vista della fustella o comunque del bollino che noi adesso vediamo già nei nostri farmaci, e in più un'ulteriore questione che è alla ribalta è la sigillatura della confezione. Molti farmaci attualmente in commercio infatti non hanno la sigillatura. È possibile dunque aprire la scatola per vedere all'interno il blister, cosa che dall'entrata in vigore della nuova normativa non sarà più possibile. Intanto, nonostante l'assenza di note governative, Farmacie Unite rassicura: nessun periodo di gap, nessun allarme dunque rispetto all'impossibilità di acquistare i farmaci nel periodo di transizione e adeguamento delle confezioni. Farmacie Unite, attraverso la figura del suo segretario nazionale Maurizio Giacomazzi, nostro collega di Padova, di Pionca, è regolarmente convocato al tavolo nazionale con l'AIFA, quindi con l'Agenzia Italiana del Farmaco, per discutere di questa problematica come altre, e una recente riunione che hanno avuto ha permesso di capire come ci sia volontà da ambo le parti, cioè da tutti gli attori della filiera, di andare verso una direzione soft. Per il completamento della nuova cittadella sanitaria si guarda a giugno, seguiamo insieme le tappe dei prossimi trasferimenti. Cittadella della Salute, con il trasferimento di tutti i reparti dell'ambito materno-infantile nell'edificio 29 del monoblocco, prende forma il nuovo assetto dell'ospedale Cafoncello, a breve il trasferimento di altri reparti strategici. Verso la fine di gennaio anche la cardiologia interventistica e il reparto di cardiologia, perché stiamo assumendo gli infermieri, anche lì mancavano 3-4 infermieri e adesso con le nuove assunzioni riusciamo quindi a completare. In corso le gare per la nuova macchina del quarto bunker della radioterapia e quelle per la medicina nucleare. Per ultimo, ma non ultimo, tutto il laboratorio centralizzato, sempre nell'edificio 29, che adesso stiamo facendo la gara europea. Quindi queste tre cose più di servizi arriveranno comunque, diciamo, entro tra fine maggio e giugno all'interno della cittadella, e poi avremo completato, e come ho già detto più volte, aggrediremo il problema della cittadella universitaria. L'ultimazione del trasloco e le nuove apparecchiature consentiranno l'abbattimento delle liste d'attesa per le chirurgie, dalle specialistiche alla chirurgia generale. Noi abbiamo già dato risposte positive per i tumori, per le patologie importanti, per le urgenze, ma dovremo anche abbattere, e questo è significativo per l'anno 2025, chiaramente le liste d'attesa delle altre specialità, cioè degli interventi che non sono né tumori né interventi urgenti, quindi tutte le altre, dall'ernia inguinale per finire all'appendicite o qualche altro intervento di chirurgia vascolare che oggi ovviamente ha dei tempi un po' lunghi. Da CISL Belluno Treviso siamo al quarto congresso, venerdì la prima assemblea congressuale di categoria con la scuola, gli obiettivi a lungo termine, rendere attrattivo il territorio e combattere la glaciazione demografica. Entra nel vivo la stagione congressuale della CISL Belluno Treviso, che celebrerà il suo quarto congresso il 14 e 15 aprile 2025 a Cison di Valmarino. Sono in pieno svolgimento le assemblee nei luoghi di lavoro e nelle leghe dei pensionati, movimenti informativi e di confronto che precedono i congressi delle federazioni di categoria. La prima venerdì con la scuola, in cui è stata confermata la segretaria generale Anna Lucia Tamborrini, annunciata la proposta territoriale, welfare di sostegno al reddito per i lavoratori e le lavoratrici fuori sede e per la conciliazione vita-lavoro. Prossimi appuntamenti per la funzione pubblica il 24 gennaio. Un momento molto importante di partecipazione, i congressi, perché interesseranno gli oltre 90.000 iscritti. Daremo la possibilità ai delegati che le rappresenteranno appunto di partecipare e fare il punto sull'andamento della CISL degli ultimi anni, ma soprattutto programmare i prossimi 4 anni. Tanti infatti i temi sul tavolo per i prossimi anni. La glaciazione demografica con la diminuzione dei residenti, una popolazione che invecchia sempre più
nelle nostre province, con il rischio appunto di mancanza di manodopera, ormai una certezza, la mancanza di manodopera, che rischia di mettere in discussione lo stato sociale così come lo conosciamo, pensioni, sanità. L'impegno di CISL per il territorio. Rilanciare con forza l'attrattività dei nostri territori con nuovi servizi, dai trasporti alla casa e quant'altro. Quindi le sfide che ci attendono sono tante. Lo faremo appunto nel corso del congresso. Diciamo che la CISL vuole pianificare i prossimi anni per essere un sindacato responsabile che partecipa a tutti i tavoli dove si decidono appunto le sorti. Siamo a Vittorio Veneto, il saluto alla sua comunità di Monsignor Corrado Pizziolo, missionario in Brasile. 2008-2025, 17 anni alla diocesi di Vittorio Veneto, il saluto alla comunità presenti alla messa, le autorità civili, militari e tanti cittadini vittoriesi, le parole di Monsignor Pizziolo, dimissionario del governo della diocesi per raggiunti limiti di età. Credo di poter affermare, senza dir bugie, di non aver mai trovato gente che abbia remato contro, ma di non aver mai trovato neanche gente puramente compiacente che dicesse le cose per far piacere al vescovo. A volte si sente dire sta roba qua, quello perché è lei, allora... Ma no, io non ne ho trovati francamente. Credo che l'eredità più bella che mi porterò in memoria e nel cuore, e penso anche di lasciare, sia stato lo sforzo di camminare insieme, certo con ruoli e responsabilità diverse, ma sforzandoci di riconoscere e valorizzare i doni presenti nelle persone che lavorano per la costruzione della nostra Chiesa. Presto Monsignor Pizziolo affronterà un'altra tappa della sua vita, svolgerà come missionario il proprio servizio pastorale in Brasile. Avviandomi alla conclusione e senza scendere in particolari analitici di questi 17 anni, desidero riassumerli riprendendo una breve frase che mi ha scritto qualche giorno fa il carissimo Monsignor Beniamino Stella, verso il quale per tanti motivi sono in grande debito di riconoscenza. Mi ha scritto qualche giorno fa: vivi con pace e gratitudine questa tappa. Ci sostiene di solito la coscienza di avercela messa tutta nella volontà di servire. Ecco, credo di poter dire di aver fatto il mio meglio, e se varie cose sono rimaste sospese da completare o da reinventare, ho la sicura speranza che il cammino della diocesi di Vittorio Veneto non finisce oggi, ma continuerà, e continuerà per il meglio. Poi saluto l'abbraccio immenso della comunità religiosa. Non le sono mancate la curiosità, la passione per la storia locale, l'amore per l'arte e l'uso veloce dell'auto per dare le prime risposte a queste domande. E le parole dei cittadini. 17 anni sono un bellissimo tratto di strada e di vita. Tutti eravamo più giovani al suo arrivo. Oggi in molti hanno famiglia, figli, qualcuno è diventato nonno. Grazie perché in questi anni ci siamo sentiti come laici, chiamati e ascoltati, curati e accompagnati, accolti e coinvolti. L'applauso, il grazie collettivo ed il calice il regalo da parte della diocesi di Vittorio Veneto. Torniamo a Treviso, siamo in piazzale Burchiellati dove questa mattina è partita Ndar, l'impresa On The Road per donare un carro funebre alla comunità di Ndar in Senegal. 4 i membri del team presenti: Francesca Brotto, l'attrice, autrice e ideatrice del progetto, Mustafa Fa, l'impiegato, ispiratore del progetto, Giuliana Gallopin, assistente sociale che durante il viaggio darà il cambio alla guida, e Sara Fabris, regista che documenterà l'impresa. 6.000 chilometri percorsi in circa 11 giorni. L'itinerario prevede una tappa in Francia, poi Barcellona, Tarifa in Spagna e alla fine l'arrivo in Senegal per donare il carro funebre che vedete nelle immagini alla comunità. Sarà messo a disposizione della cittadinanza gratuitamente. Siamo al Carnevale che entra nel vivo e strana la sfilata serale dei carri allegorici tra musica, balli e maschere di ogni tipo.
Una serata in allegria fra maschere, balli e divertimento. Il carnevale è davvero entrato nel vivo. In alcuni comuni, come Istrana, hanno sfilato i carri allegorici. La sindaca Maria Grazia Gasparini si è vestita da Biancaneve con in mano la fatidica mela. A Istrana si sa che il nostro carnevale è scintillante perché è il primo carnevale in notturna e quindi vedremo veramente dei colori spettacolari questa sera. Io mi sono immedesimata come ogni anno nella festa e ho anche questa mela, vedremo a cutarla. Ma non è una mela avvelenata naturalmente? No, stasera insomma è per divertirci e stupire tutti. Ed eccola la tanto attesa sfilata che ha attirato non solo la popolazione di Strana ma i cittadini di altri comuni. Ci siamo in Strana! Dai pirati ai clown, una serata che ha visto mascherarsi grandi e piccini, coriandoli, stelle filanti, la musica e poi le frittelle. Insomma, un carnevale all'insegna del sorriso, soprattutto quello più bello, dei bambini. E con i carri siamo a Tarso, 5.000 persone, secondo la stima degli organizzatori della Proloco, hanno fatto da cornice la sfilata dei carri allegorici che nel pomeriggio ha percorso le strade di Tarso, inserita nella 34esima festa della Candelora, tradizione che si somma a tradizione. La sfilata dei carri è andata in scena per la sua 41esima edizione. A precedere la sfilata il gruppo danzante della palestra Movimento Fitness di Tarso, poi accompagnati dalla voce di Moreno Meneguz, hanno fatto passerella per le vie del paese 10 carri mascherati, frutto dell'ingegno, della creatività e della passione di gruppi di volontari legati a parrocchie, scuole e comitati di festeggiamenti. E siamo allo sport, si parte con il rugby, vittoria storica per il Benetton che conquista gli ottavi di finale della Champions Cup, superati al Monico i francesi della Rochelle. Il Benetton scrive una pagina di storia del club e del rugby italiano e vincendo al Monigo con i francesi della Rochelle per 32-25 si qualifica, prima volta per una squadra italiana, per gli ottavi di finale della Champions Cup. I transalpini arrivano a Treviso, secondo in classifica, il Benetton è terzo con 3 punti di ritardo. L'inizio è difficile, i francesi vanno 2 volte a segno dalla piazzola portandosi avanti su 6-0. Al quarto d'ora però la prima meta è trevigiana, Niccolò Cannone sostiene l'azione e segna, Albornoz aggiunge i 2 punti della trasformazione e poi altri 3 con un piazzato e così Treviso si porta avanti sul 10-7. La partita è equilibrata, si va all'intervallo sul 13-11 per gli italiani. Il secondo tempo vede protagonista ancora il neozelandese Kerr Barlow con 2 mete a cui rispondono con il piede Albornoz e Smith. A 25 minuti dalla fine la Rochelle è avanti 25-19, sembra tutto in salita per il Benetton. Il coach Marco Bortolami comincia a usare la panchina ma arriva il giallo per il pilone Zilocchi e l'inferiorità numerica, invece di essere uno svantaggio, provoca la reazione positiva dei leoni che tirano fuori le unghie e grazie a Rino Smith conquistano un altro piazzato ed entusiasmano Monigo. Bautista Bernasconi di rabbia va in meta, la difesa della Rochelle fa acqua. Benetton conduce 32-25 e negli ultimi minuti tira fuori una difesa perfetta, respingendo tutti gli attacchi avversari. I Leoni conquistano così una vittoria storica che permette di qualificarsi da terza classificata del Pool 2 agli ottavi di Champions Cup per la prima volta, battendo i campioni d'Europa del 2022 e del 2023. E poi c'è il calcio, vittoria in rimonta per il Treviso che al Treviso batte per 2-1 la Luparense e si conferma al comando della classifica a +4 sulle Dolomiti bellunesi. Nel primo tempo la Luparense si porta in vantaggio al 25esimo con Domenica, nella ripresa Treviso pareggia al 65esimo con il rigore di Posocco e all'80esimo nuovo gol di Gioè. Negli ultimi 10 minuti gli avversari tentano il pareggio, 7 minuti di recupero e per la squadra di Cacciatori arriva la terza vittoria consecutiva che consolida il primato in classifica. E siamo allo storico servizio di Antena 3, andiamo con le immagini del nostro archivio al 1991 con la squadra mobile di Treviso che risolse l'ultimo caso di sequestro di persona. All'epoca dirigente era Francesco Zonno con il vice Filippo Silvestri.
C'è una marcata impronta trevigiana nella liberazione di Augusto De Megni, il bambino di 10 anni rapito a Perugia il 3 ottobre scorso. All'eccezionale operazione di polizia ha contribuito infatti in maniera determinante anche Francesco Zonno, capo della squadra mobile di Treviso. Dopo numerosi appostamenti e intercettazioni, la polizia stamane ha messo in atto una fulminea azione nelle colline di Volterra. Era qui infatti che 5 banditi sardi, di cui 2 pluripregiudicati, tenevano prigioniero da oltre 3 mesi il piccolo Augusto. Nella tempestiva operazione sono stati impegnati moltissimi uomini dei reparti speciali della polizia ed anche alcuni elicotteri. Francesco Zonno, che qui vediamo in immagini di repertorio, era stato chiamato a Perugia subito dopo il sequestro del bambino. Si è trattato di un lavoro difficilissimo e impegnativo, durante il quale è stato rinunciato a tutto, persino alle festività natalizie. Per oltre 100 giorni, assieme ad altri 50 operatori, fra agenti, ispettori, funzionari e sovrintendenti, alcuni dei quali anche trevigiani, ha esaminato e attentamente vagliato tutte le strade che potessero contribuire a sbloccare le indagini. Specializzato in intercettazioni telefoniche, in una di queste Zonno ha forse fiutato la pista giusta e così è stato. Ma sentiamo dalla sua viva voce come è riuscito a convincere il bandito sardo a lasciar libero il piccolo Augusto. Abbiamo in pratica individuato il posto dove era tenuto segregato il bambino. Pronto? Sì, la sto ascoltando. E dopo aver arrestato 3 dei complici ci siamo trovati con il bambino nascosto in un buco praticamente interrato, con dentro il carceriere che gli teneva puntata la pistola alla tempia. Ecco, lei in tutta questa operazione ha avuto un ruolo determinante, preponderante. Ma l'unico ruolo che le posso dire adesso è questo, il fatto di aver mercanteggiato col soggetto per farlo uscire, tutto qua. Abbiamo trattato per circa 3/4 d'ora e alla fine l'ho convinto a uscire, insomma, a abbandonare le armi e a tirar fuori il bambino. Questo è tutto. Grande festa questa mattina in questura a Treviso. Il primo a complimentarsi con lui è stato l'ispettore capo Filippo Silvestri, uno dei suoi più stretti collaboratori, che in questo periodo l'ha sostituito a Treviso nell'incarico direttivo. 42 anni, sposato, residente a Treviso, Francesco Zonno dal 1977 è capo della squadra mobile di Treviso e da alcuni anni vicequestore. Al suo attivo numerose operazioni condotte nel Veneto, come ad esempio i casi dei sequestri Monti, Bucciol, Mosole, Bertazzon, Marchiorello, tutti andati a buon fine senza alcun pagamento di riscatto. Zonno balzò addirittura alle cronache nazionali ed internazionali con l'arresto del pluriomicida mestrino Roberto Succo, avvenuto nel febbraio dell'88. Una carriera dunque brillante e sempre costantemente in ascesa. Francesco Zonno ha dato nuove certezze e speranze nella lotta ai sequestri di persona. Grazie al suo infaticabile lavoro, assieme a tanti altri colleghi, ha dimostrato che la malavita organizzata si può debellare. Allora, con queste immagini storiche noi terminiamo qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Come sempre c'è il meteo. Buona serata con Antena 3.